Siamo a Santa Maria di Licodia, l'inaugurazione di questo bellissimo evento Terra Gourmet e siamo con l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino. Salve assessore. Buonasera a tutti. Cosa dire? Queste manifestazioni, questi eventi in questi territori poi fantastici nel Catanese, cosa ci dice? Ma siamo alle pendici dell'Etna dove la Nocellare la fa da padrone e dove gli ulivicoltori della nostra provincia continuano a produrre uno straordinario olio, un olio che racconta le sapienze, le maestranze ma soprattutto le tradizioni, come questa azienda che abbiamo alle nostre spalle che si tramanda da una generazione all'altra, un prodotto che oggi fa innamorare l'Italia ma soprattutto i mercati esteri. L'azienda, allora andiamo all'azienda, Sì. L'azienda presenta l'azienda. La SOL di Marino Antonino SNC, e questa qua l'hanno fondata mio zio e mio papà, poi l'abbiamo portata avanti noi e siamo arrivati a questo punto. Dal 2000 imbottigliamo, facciamo diverse tipologie di olio doppio, GP, biologico, convenzionale, un po' di tutto. Quindi da degustare, eccellenze del territorio. Sì, qua fortunatamente abbiamo l'Etna che È un patrimonio per tutto. è un patrimonio per tutto quanto l'Etna. Quando soffia quel vento e al momento giusto l'olivo va in maturazione, si raccoglie, acidità bassissime, siamo su 0,15, 0,16, quando può arrivare a 0,20, ma se l'oliva è ben coltivata, non ci sono attacchi di mosca, siamo su questo andazzo. Noi iniziamo a raccogliere più o meno in questa zona il 20 di ottobre, finiamo 15-20 di gennaio, quindi c'è tanta oliva da raccogliere quando si produce, se c'è poca produzione si fa di meno, però ci dipendiamo. Complimenti agli agricoltori, dico, sono la dignità di questa terra. Già solo quando Una cosa importante qua, la raccolta viene quasi tutta quanta a mano perché ai pendici dell'Etna ci sono le terrazze, quindi il costo dell'olio sarà magari un pochettino in più, però le spese sono di più. Possiamo farle vedere le mani? No, le mie mani... Queste mani d'oro sono, come si dice. Assolutamente. Grazie. Andiamo dal sindaco, il sindaco di Santa Maria di Licodia. Buonasera, ciao. Quindi complimenti per questa inaugurazione. Noi già siamo venuti, è un paese bellissimo, ce l'hai raccontato, fatto di bellezze culturali, fatto di agricoltura, insomma, complimenti. Sì, noi quando ci siamo incontrati la prima volta abbiamo parlato delle nostre bellezze, diciamo, del paese Santa Maria di Licodia e dei simboli che rappresentano il nostro comune, la nostra cittadina. Oggi siamo qua con l'inaugurazione, quindi grazie anche alla presenza del vicepresidente della regione, l'assessore San Martino, che è sempre presente per il nostro territorio, ha fatto tanto e penso che continuerà a fare tantissimo. Quindi oggi per me è un onore essere qua, oggi si parte, sono contento dell'organizzazione, è chiaro che si deve sempre migliorare qualcosa, ma questo sempre, perché uno si deve porre sempre l'asticella, la mette sempre un po' più in alto. Quindi felice di quello che c'è e felice di quello che ci sarà nei prossimi 2 giorni. E grazie a Licodia e grazie a tutti coloro che stanno organizzando assieme a me, assieme a tutta l'amministrazione questo evento, e grazie alla regione siciliana e grazie all'assessore San Martino. Allora, assessore, Una promozione promossa dalla regione siciliana che mette assieme la bellezza dei campanili, dei fico d'India, dell'olio, dell'uva, della vendemmia che è alle porte qui sull'Etna e che produce quel vino ormai tanto riconosciuto all'estero che fa innamorare i viaggiatori ma soprattutto gli stranieri che lo assaggiano. Un Etna capace di produrre con le sue difficoltà e con le sue straordinarie terrazze un prodotto che giorno dopo giorno noi promuoviamo e che promuoviamo grazie all'intelligenza dei nostri primi cittadini e delle amministrazioni che intorno all'Etna hanno costruito un viaggio che è culturale ma soprattutto enogastronomico. We are back again here at Santa Maria di Licodia, where we can find a typical product of Sicily, especially wine and oil. And we just finished talking to the assessor of the culture over here. He was telling us how it's important to promote the typical products of here of Sicily, and as well he was telling us that the most important thing is that we are next to the Etna, where they usually sell above of the oil we sell much the wine that we sell here, and it was telling us how important it is, how lovely it is, and how we make things with love. And he was explaining to us that we have back here an agent where they usually fabrics oil.
he was telling us about the important stuff about their agriculture, about their important thing, and about the way they usually did things in natural way. So the guy of the man of these agencies just explained to us that his grandfather was the one who started the agency and the production and everything. So this agency has been moving on for 2 generations, and he is here telling us about the olive, telling us about the way he makes stuffs and the way he fabric the oil.